Allora, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, un abbraccio di luce a tutti quanti voi che mi seguite. Salutiamo a tutti chi ha malato una prestissima guarigione, a tutte le persone anziane, a tutti i non vedenti. Buona giornata. Salutiamo a Gerardo, buon pomeriggio Gerardo. Salutiamo a Roxy. Buon pomeriggio Rox. Stefano, buon pomeriggio e salutiamo tutti quelli che ci seguono da YouTube. Quindi un abbraccio a tutti quelli che ci seguono dal canale YouTube. Quindi diamo il benvenuto anche a coloro che ci seguono da YouTube. Allora. Giuseppe, buon pomeriggio. Giuseppe, fa caldo, eh? Fa caldo. Ma anche qui, Rox, anche qui si fa sentire il caldo. Beh, Sergio, anomalo, deve venire ancora il peggio. Un abbraccio di luce a tutte le persone serie, a tutti coloro che capiscono l'intento di questa live, ma soprattutto un caro saluto a tutte le persone acculturate. Cosa vuol dire acculturati? Mentalmente sani, mentalmente sani. Quelli lì al 50% noi li facciamo allontanare dalla mia live perché qua cerchiamo solo un mondo migliore. Allora, Gerardo, dicono che arriverà 48 gradi, pure di più. Gerardo, ci vuole una cirera, ne siamo troppi. Carmine, buon pomeriggio, Carmen. Uè Maria, un abbraccio a te tutta la vella. Maria, la vella fa cavolo o fa fredda? Un abbraccio di luce a tutti voi di YouTube che mi seguite in massa, grazie, attivate la campanella per le notifiche e iscrivetevi al mio canale, vi voglio tanto bene ragazzi. Fa caldo pure a Tavella? Grazie dei vostri omaggi, grazie di cuore. Uffumat. Sì, sto anche su YouTube, Uffumat. Finalmente ci siamo attrezzati anche sul canale YouTube, ne siamo tantissimi, al momento 21 persone che seguono la mia live, la mia diretta su YouTube. Grazie Cobra, un abbraccio Cobra, siamo tutti luce, sì, siamo fatti di energia se non lo sai, però ci sta anche chi è fatto di merda, eh. Di solito noi umani siamo fatti di energia, poi ci sta qualcuno che l'hanno fatto con la merda. Allora, Gerardo dice, io sto a Mugnano del Cardinale, vicino ad Avella, come no? Mo vuoi imparare a me, Gerardo. Mugnano del Cardinale sarebbe a Santa Filomena, dico buono, no? A Santa Filomena, Santa Filomena, come no? A Nocellete fa caldissimo. Ah, tu stai a Nocellete, come no? C'era un mio grandissimo amico a Nocellete, come no? Annalisa Cirillo, ci sentiamo in questi giorni. Quando vuoi, Annalisa, noi siamo sempre a disposizione. Gerardo, sono stato tanti anni in quelle zone, Goppo Fusare, mo se sto frisca, Gerardo. Annalisa, grazie a te, figurati.
Salutiamo a Sergio Zaccariello su YouTube. Ciao Sergio. Ah, sei uffumatta anche tu su YouTube, va bene. Ciao, ciao NDR, buon pomeriggio. Caravella Miriam, ciao anche a te, a tutti voi su YouTube, grazie, ne siamo tanti oggi, grazie, grazie. Ah, Roppa vai a ufusare, Gerardo, che bella zona Langoppa, mamma mia, mi manca, bella, mi manca. O paese dell'Uccello, o paese dell'Uccello, Goppa ufusare, che le zone là, mamma mia. Vai a correre lì. Io me ne vado a mangiare là perché c'erano parecchi ristorantucci all'epoca, ma ci manco da un bel po' di tempo, ci manco da un bel po' di tempo. Che belle zone. Quadrella, Quadrella, che altro ci sta come zona? Quadrella, ci stanno tante zone che io ricordo ancora. A Quadrella, Quadrella c'avevo tanti clienti lì in quelle zone. Mi amano tutti ad Avella, a Mugnano. Erano le mie zone. No, il caldo combattere la verità. Il caldo non c'entra niente con l'energia. Il caldo non c'entra niente con l'energia. Tu credi a qualcosa o vivi tanto per vivere, combattente? Credi a qualcosa, no? O vivi tanto perché c'è l'aria fresca ancora da respirare. Antonio Maestro, per un consulto devo donare obiettivi? No, no, solo in privato, io non faccio consulti live. Io lavoro privatamente, riservatamente, dietro pagamenti di un consulto. Si fissa l'appuntamento su WhatsApp, si paga il consulto e si ha a che fare col Sant'Onofrio di Avella. Se no qua c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono tanti cartari, dovete solo scegliere quello giusto. È una parola lo scegliere, sì, sì. È una parola può portare la carriola. Carla Busetti, ciao caro, mia data, che già fa? Che già fa Carla? Che devo fare con la tua data di nascita? Questo è un lavoro come gli altri, il lavoro va pagato, tu sei abituata gratis, fatti il giro, vai. A questo ci sono tanti bravi cartomanti ad aspettarti per fartelo gratis, capito? Ma a me i consulti si pagano perché io sono il Sant'Onofrio di Avella. Grazie Sergio, grazie, grazie, grazie. E beh, ma quello è il caldo, combattente ti... La foto non la riesco a vedere. Combattere la verità, ottimo, sono d'accordo con te e mi piace questo link. La foto purtroppo non riesco a vederla perché sto in diretta e non la posso vedere. Annalisa, Cirillo dice il maestro Clea è l'unico che è molto riservato, vi apprezzo per quello che siete. Ma lo sono sempre stata, Annalisa, da una vita. Da quando stavo in televisione, ho lavorato sempre nella massima riservatezza. Sai perché? Io non vendo i carciofi, non vendo i gelati perché fa caldo, io faccio il professionista. Qui sopra su TikTok vi fanno i consulti gratis perché ve lo devono fare così, vedi? Perché vi devono trovare la fattura, vi devono trovare lavoretti da fare perché vanno a rubare i soldi.
Hai capito o no? A una parte hanno fascia i soldi. Invece a me non me ne fotte proprio dei vostri problemi. I problemi sono i vostri, io sto qui per risolverli. Se avete bisogno di me, mi contattate in privato. Se no, sciacqua rosa e viva Agnese, fatevi in giro e fatevi ingannare, truffare da chi volete voi. Non è un mio problema questo. Desi, buon pomeriggio anche a te, Desi. Allora, Burundi su YouTube dice: ciao, ho messo un video dove esce la verità su Antonella Mignuzzi e Diego Moretti. Venite a rivederci. Dopo vado a vedere tranquillamente. Andiamo a vedere. Bene, Ites Sarri, bene, grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti voi su YouTube, grazie. Allora, la vera cartomanzia, purtroppo, non è quella che vedete su TikTok. Quella lì è intrattenimento. Sono tutti coloro che hanno comprato le carte su Amazon e si improvvisano a raccontarvi stronzate. E vedo che a voi tutti piacciono le stronzate. Ma la vera cartomanzia è diversa. La vera cartomanzia è una missione, è un cammino spirituale. Ma io che tengo a spiegare a voi, che devo spiegare? Ma chi muffa fa? Sciacqua Rose, viva Agnese. Carmine, buon pomeriggio zio Cleo. Uè, Carmine, buon pomeriggio a te, grazie. Roxy, medium si nasce e non si diventa. Brava, brava, brava. Purtroppo, carissima Rox, qui siamo in mezzo a un mondo di pazzi. Qui siamo in mezzo a persone che non capiscono un cazzo. Giancarlo Max, che tu dica fa. Sì, sì, infatti sto lavorando, Giancarlo, sto lavorando, come vedi, hai capito? Se ti brucia il buchetto, un po' di pomata, Busburi Cazzolin, mattina e sera ti passa il bruciore, ok? Ricordati, Busburi Cazzolin, ti passa il bruciore, tranquillo. Sì, ma come glielo fai capire? È impossibile farglielo capire. È umanamente impossibile farglielo capire. Ciao Carmen, ciao. È umanamente impossibile farglielo capire. No, io li blocco tranquillamente, mica penso a loro. Io sono il Santoni di Avella, il numero uno in Italia, non penso a nessuno. Io sono io, il grandissimo Santoni di Avella, quindi non mi faccio né caldo né freddo, figurati, io sono io. Io sono io, definito dalla stampa italiana il numero uno. Non lo dico io, ma lo dice la stampa italiana. Quindi parcheggiate. Mary dice veramente quello che dite, si ferma l'orologio, tutto verissimo. Grazie Mary, grazie della tua testimonianza. Carmine, sei il numero uno, io Cleo, grazie Carmine, grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti. Marta, mia moglie ha le cuffie, non mi sente. La qualità si paga, ragazze, la qualità si paga, ma che io faccio
consulti gratis a voi, no? Però mi dovete rispondere. Io che ci guadagno? Me lo potete dire per piacere, me lo potete scrivere io facendo un consulto a voi gratis, io cosa ci guadagno? Un cazzo, niente. E chi me lo fa fare? Dovete pagare, i miei consulti si pagano dietro appuntamenti su WhatsApp. Avete un problema? Pensate che io sia la persona giusta per il vostro problema? Pagate il consulto, fissate un appuntamento su WhatsApp e parlate con me. Se invece la vostra è una fantasia ed è uno sfizio, andate dai marioncelli, andate dai ladrungoli, quelli ve lo fanno bello bello, tondo tondo. Andate, andate. Voi non facete bene a nessuno, voi non portate pane, siete una perdita di... Abbiamo bisogno della tua benedizione, zio Cleto. Salutami, zia Marta. Sarà fatto, tranquilla. Tranquilla, sarà fatto. User, buon pomeriggio. La qualità va pagata, la qualità si paga. Avete capito? Grazie a te, Roxy. Io vi ho spiegato più volte, per vedere se avete a che fare con un cartomando serio oppure un truffatore, ci vogliono 2 minuti. Orologio alla mano, 2 minuti scoprite se il cartomante che voi avete consultato o che volete consultare è un ladro oppure una persona seria. 2 minuti e scoprirete la verità. Se volete sapere come si fa, ve lo spiego di nuovo. Avete capito? Ve lo spiego di nuovo. Ciao Ferdi. Buon lavoro Carmine. Sarà fatto, grazie. Ne hai avuto le prove. Mi fa piacere, Mary, mi fa piacere. Mi fa piacere della tua testimonianza. Io esisto per aiutare il prossimo. Chi non mi capisce, purtroppo, può essere ingannato da chi vuole, può andare da chi vuole. Io sono prettamente, lo dico sempre, per le persone serie. Allora, volete sapere come si fa? Volete sapere come si fa per sapere se un cartomante è bravo oppure un truffatore? Lo volete sapere? Ve lo spiego? Se mi mettete, scrivete il sì, io vi faccio vedere passo per passo come si fa. Volete saperlo? Ok. Datemi ascolto però, eh? Ok. Datemi ascolto. Come si fa a sapere chi è bravo e chi è meno bravo? Andate su Gemini. Gemini sarebbe questo qua. Gemini lo trovate sull'intelligenza artificiale di Google. Andate sul motore di ricerca di Google e trovate Gemini. Gemini è questo qua, vedete? Ascoltatemi bene, vi faccio sentire. Gemini, vabbè? Ora su Gemini c'è il microfono o potete scrivere addirittura. Allora, noi andiamo a chiedere a Gemini. Gemini va a fare la ricerca della stampa italiana, di cosa ne pensa la stampa o internet, va bene? Andiamo a chiedere su Gemini e vediamo cosa dice di me, va bene? Gemini, mi dici chi è il nodo Santone di Avella? Andiamo a vedere che cosa ci dice. Ascoltate. Il Santone di Avella, noto anche come Cleo, è un personaggio diventato celebre soprattutto nell'Interland campano grazie alle sue apparizioni sulle emittenti televisive locali, in particolare a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Si presentava al pubblico come sensitivo, astrologo e imbonitore, offrendo in diretta TV oroscopi, rituali, previsioni e stravaganti letture del futuro o del passato dei telespettatori.
memorabili alcune sue intuizioni in diretta, come l'indovinare cicatrici nascoste o fare pronostici sui vincitori del Festival di Sanremo. Con il suo stile teatrale, l'accento inconfondibile e i modi coloriti, Cleo è diventato a tutti gli effetti un fenomeno della cultura pop locale e della cosiddetta TV spazzatura di quegli anni, tanto da essere spesso ripreso con ironia da programmi di satira nazionale e della Jalapas Band, oltre a finire in tantissimi meme e video nostalgici sul web. Allora, questo è un po' quello che si dice del Santore di Atella, va bene? Ora, se volete sapere chi è Ipsomani cartomante, no? Uno che voi volete sapere chi è, se è bravo o non è bravo, andate su Gemini, scrivete il nome di quel cartomante, ok? Dovete dire chi è il mago Chiappariello, chi è il mago BBBB, andate a scrivere la risposta, la trovate su Gemini e vedete che cosa esce fuori, vedete quanta immondizia esce fuori. Ok? Andate, io vi ho detto come si fa per vedere se vi potete fidare oppure no. Ecco qua. Allora, che dice l'amico? Combattere la verità. La verità non ha valore, non è in vendita. Bravo, bravo, bravo. Mary Laura, sì, Marti Lauri, buon pomeriggio a te, grazie. Avete capito come si fa? L'andate a fare questa prova di un cartomante qualsiasi presa a caso? La volete fare questa prova per piacere? Mi rispondete se fate questa prova? Buon pomeriggio Luca. Ui, Pasquale, buon pomeriggio anche a te Pasquale. Ragazzi, andate a leggere l'oroscopo di oggi, perché abbiamo pubblicato l'oroscopo e fino adesso abbiamo quasi 5.000 visualizzazioni. 5.000 persone hanno letto il mio oroscopo, ok? Segno per segno, quindi andate a leggerlo anche voi ogni giorno, il nuovo oroscopo della giornata. Massimo, buon pomeriggio. Pasquale Reitano, già letto, mi fa piacere Pasquale. In serata verrà pubblicato il nuovo oroscopo, tranquillo. Cuore 77, buongiorno Cleo, è la prima volta che lo seguo, io sto passando un periodo brutto, segno Capricorno. Vai a leggere il tuo oroscopo, cuore. Vai sui miei video qui su TikTok, trovi l'oroscopo del giorno 1 luglio. Ragazzi, allora, io stamattina ho ricevuto il primo mensile della mia pensioncina, va bene? È ufficiale, sto in pensione. Quindi, di mettermi qui a vendere i carciofi, di mettermi qui in cerca di polli da spennare, non me ne frega più di tanto, ok? Non l'ho mai fatto, non lo farò mai, particolarmente più adesso, sto tranquillo, quindi sto grazie di Dio. Gabri, buon pomeriggio. Voi nuovi, mettendo il segui, grazie Pasquale, se mettete il segui,
entrerete a far parte del mio cerchio protettivo astrale e spirituale. Cosa vuol dire? Che sarete protetti dal mondo del male, vi terrò lontani dal male attraverso le preghiere del gruppo di Padre Pio, perché noi abbiamo un gruppo che si chiama Gruppo Padre Pio. Ma non pensare a nessuno, Roxy. Falli schiattare come schiattano i pomodori. Franco Roberti, nel 2026 ancora esiste gente che crede a quel minchiate in siciliano. Finché esistono i scemo come te, purtroppo io mi devo vergognare. Tu lo sai che ti stai diciamo che stai offendendo la categoria, ma sappi, se non lo sai, puoi beccare una denuncia penale, perché la cartomanzia è diventata articolo di legge il 2020 e lo Stato italiano ha autorizzato i cartomanti con un articolo di legge a fare cartomanzia. Quindi è un lavoro a tutti gli effetti. Quindi stai andando di fronte a una denuncia, perché se voglio ti denuncio, mi conservo i tuoi commenti e tu passi brutti momenti solo perché sei scemo. Passerai brutti momenti. Siccome sono una persona seria, non amo denunciare, però sappi che quando ti succederà qualcosa ti ricorderai di me, ok? Dice, quel giorno non l'avrei mai fatto quello che ho fatto. Hai capito? Ti abbraccio, buona vita. Buona vita, non ti preoccupare. Ciao ciao. Ciao ciao. Allora, purtroppo ragazzi, la mamma di scema è sempre in attesa. L'invidia, la cattiveria. Chi è invidioso, chi usa la cattiveria, non è un cattolico, è un indemoniato. Perché chi è cattolico, chi è religioso, si comporta da umano. Siccome non vi comportate da umani, mi suppongo che siete indemoniati. Il diavolo vi ha rubato l'anima e voi non lo sapete. Vincenza, non faccio consulti gratis, non vengo a mangiare a casa tua. Per parlare col Sandone di Avella bisogna pagare il consulto, fissare un appuntamento tramite WhatsApp e parli con me. Se no vatti a fare un giretto e trovi colui che ti spassa. Ci sono in giro, attenzione. Luca, ciao maestro, vorrei sapere se ci sarà un ritorno. Te l'ho spiegato, Luca, non faccio consulenze gratis, solo a pagamento, su appuntamenti. Consulti in privato, non vengo a mangiare a casa vostra. Ciro
il cuoco. Carissimo Ciro, se non sai chi sono io, sparagna docciat, capisci? Se tu non sai chi sono io, un altro santone, tu non sai nemmeno con chi stai parlando, hai capito? Se tu stai inguaiato di debiti, se tu hai problemi per mangiare, se tu hai problemi sentimentali, se ti imparano pochi fa l'uomo, vedi che i problemi diminuiscono. Siccome non sei un uomo, ma sei un qua, e allora di che vuoi parlare? Ah, aspetta, un regalo, aspetta. Ecco qua. Ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Ma voi che vi sono antipatico, esiste il pulsante blocco. Bloccatemi. Ma chi ve lo fa fare a seguire? Vi fate il fegato amaro per fare che cosa? Vi fate il fegato amaro per fare che cosa? Per fare che cosa? Ma chi ve lo fa fare? Vincenzo, buongiorno maestro, un abbraccio forte. Grazie Vincenzo, forte, forte, forte anche a te. Grazie, grazie. Grazie di cuore, voi invidiosi, hai da schiattare come schiattano i pumaroli. Dovete schiattare, hai da pigliare malattia o fegato. Vai da fare giallo giallo. Ciao Rebecca, buon pomeriggio anche a te. Non chiamate perché vi mando a fanculo, eh? Non faccio consulti gratis. Non faccio consulti gratis, perciò non chiamate perché vi mando a fanculo, senza perdere tempo. Veloce, veloce. Pronto? Sì, salve, ti può fare una domanda in diretta o... Ma lei sta guardando la live Sì, e sta capendo che... ovviamente però Ha, devo capi- tornare indietro. ha capito che non faccio consulti gratis, dico. Lei mi mette alla pari degli altri? Non ho capito, scusa. Non faccio consulti gratis in live. I miei consulti vanno presi su appuntamento e pagati. Ok, mi scusa allora. Buona ricerca, signora, arrivederci. E t'ho trattato, eh? Ti ho trattato con guanti bianchi, eh? Allora, Fabio Maiorano, buongiorno maestro, vi seguo da più di 20 anni quando facevate dirette TV tipo Telecapri, anche sì, anche su Telecapri, come no. Ho fatto tutte le televisioni d'Italia. Maria Graziella, buon pomeriggio maestro, buon mercoledì anche a te, grazie. Annalisa Cirillo, sono scema proprio, ma no, ecco tu dica fa. Annalisa, chi stanno tutto appicciato. Terna botta HB, Pasqualina Di Stefan, buongiorno. Ma chi si pensano che vado a mangiare a casa loro? Annalisa, pensano che io vado a mangiare a casa loro, questi quattro imbecilli stupidi e ignoranti. Questi sono abituati a chi glielo fa così, vedi? Loro godono quando glielo fanno così, godono proprio.
Grazie Daniele, grazie di cuore, grazie, grazie, gentilissimo. Attenzione al fegato, ti fai giallo giallo. Sei amato. Ecco qua, tranquillo, non ti preoccupare, ti ho fatto il regalo pure a te. Ti ho fatto il regalo pure a te. Io pensavo che i scemi stavano solo un coppa a TikTok, ma un coppa a YouTube sta proprio da marea i scemi, mamma mia. Buon pomeriggio Marianna. Annalisa Cirillo, chissà se il sole o sono proprio così. No, no, non è il sole, credimi, sono proprio così. Sono persone indemoniate. Devi sapere, carissima Annalisa, dico bene? Sì. Quando il diavolo ti ruba l'anima non te lo dice, quindi la persona indemoniata non lo saprà mai che è indemoniata, è solo destinata a distribuire il male, l'invidia, cattiveria, queste cose qua. Perché pensi che un umano che comincia a odiare un altro umano, il proprio simile, non è normale, è un indemoniato, questo è. Quindi sono persone indemoniate. Ciao Rita, buon pomeriggio. Che faccio in live? Prendo appuntamenti? No, sto qui a parlare, sto qui a promuovere il mio operato, tutto qua. Non faccio consulti gratis. Sì. Ecco perché mi soffrite, perché non vi spasso. Marita, ha detto più di una volta, non mi piace. Mi piace che ti metti tu la coppa a me, capito? No, non mi piace sto fatto. Ogni volta che mi vedi, virami un cuore. Maria, stai infuocato, fatti una doccia fresca. Fatti una bella doccia fresca. Dopo leggo tutti i messaggi che state mandando su WhatsApp, rispondo a tutti. Maria, per il momento io ti silenzio, dopo ti blocco però, Per il momento io ti vado a silenziare. Ecco qua, ti silenzio per 5 minuti. Dopo 5 minuti, se rientri e scrivi ancora la stessa cosa, ti blocco. Va bene? Ecco qua. O capre proprio sta c'erando la gente, sta a fare brutti scherzi. State tutti appicciati. State tutti accesi. State fulminati come lampadine. Sto facendo una segnalazione a una marea di persone su YouTube per odio e bullismo. Sto segnalando profili a go-go, tutti giù, via. Vi imparo io a campare, non vi preoccupate. Vi imparo come si campa. LV, non faccio consulenza gratuita, grazie, non vengo a mangiare a casa tua, ok? Fatto un giro, va? Con me si pagano i consulti, non sono una perdita di tempo. Non accetto donazione, non fumo più, non ho bisogno di donazione. Consulti solo in privato, a pagamento, in privato, fissate appuntamento e parlate con me. Ma è normale, voi mi dovete capire, no, mi dovete spiegare, voi mi dovete spiegare se è normale, cioè
Voi volete fare il zoccolo e io va già spassare senza niente. Come funziona? No, ma dovete far capire come funziona. Voi volete fare il zoccolo e io va già spassare gratis. È normale per voi? Fatemi capire se è normale. Ai ai ai. Sì, chi salutiamo proprio in docessa, così io anno lì. Vai, va. Eccolo qua. L'abbiamo subito bloccato. Nel cesso, senza perdere tempo. Sì, tizi, però ti voglio bene. Qua c'è scritto, perché non leggete? Qua c'è scritto nel rullo che tu mi vedi per la prima volta perché sei abituato a seguire probabilmente l'immondizia della cartomanzia, eh? Tu sei abituato, come tante altre, a sentirti dire gratis un consulto, tieni la fattura, tieni la fattura, t'hanno fatto la fattura, dicono tutti così per potervi rubare i soldi, ma è possibile che tu e gli altri non lo capite? Questo per me è un lavoro e il mio lavoro io lo rispetto, lo faccio con serietà. Se volete un consulto, i consulti si pagano. C'è scritto qua, vedi? Leggete prima di buttarvi a capofitto. C'è scritto. Non fate l'ignorante. Scusatemi, io non voglio essere volgare, io non voglio aggredire a nessuno, ma io pretendo il rispetto. Io pretendo il rispetto, perché gratis non lavora nessuno. Chi lo fa perché vi deve ingannare, vi deve trovare la fattura, vi deve trovare qualche lavoretto da fare. Ma possibile che siete così imbecilli che non lo capite, dico. Io non lo so. No, uff, Marta, la gente non è strana, no, la gente è indemoniata, credimi, è indemoniata. Ma secondo voi, uno come me che da 47 anni che fa televisione è conosciuto in tutta Italia, mi metto qua a perdere tempo appresso a voi? Mi metto qua a fare consulti gratis a voi, ma a me chi me lo fa fare? Chi mi entra in tasca? Scommettiamo che tu non arrivi a Natale, Anonymous, scommettiamo che tu a Natale, il nuovo Natale non lo vedrai? Vabbè, vabbè, non ti preoccupare, tranquillo.
Tranquillo, per il momento ci penso io a te, non ti preoccupare. Ecco qua, vedi? Ecco qua. Ecco qua. Ai ai ai. Le persone si sono imbestialite, sono bestie, veramente sono bestie. E quando si comincia a odiare il proprio simile, è la fine, ragazzi, è la fine. Ve lo dice Cleo, è la fine. Vuol dire che stiamo in mano al diavolo. Il diavolo ha vinto su Gesù. Il diavolo ha vinto su Gesù. L'era di Cristo è finita. Questa è l'era del diavolo. Nel momento che un essere umano si scaglia contro un altro essere umano, vuol dire che il diavolo ha vinto. Nel momento che un figlio ammazza il proprio genitore, nel momento che un genitore ammazza il proprio figlio, nel momento che un uomo ammazza la sua donna, nel momento che l'amichetto ammazza il suo amichetto, ragazzi, questa è opera del diavolo. Questa è opera del diavolo, credetemi. Avete capito? Ve lo dice il Sandone di Avella. Quindi questa è la verità. Ragazzi, ma voi vedete il male che sta succedendo nel mondo? È opera di Gesù questa? Lo voglio sapere da voi. Se questo, tutto ciò è opera di Gesù. Voi pensate che è opera di Gesù tutto ciò? Nel momento che un essere umano vuole il vostro male, un vostro simile vuole la vostra morte, un vostro simile vuole il vostro male, il vostro simile è invidioso di voi, è sputa cattiveria. Amici miei, questo non è essere cristiani. Qua vuol dire essere bestie, vuol dire essere indemoniati. Io ho dovuto, qui su YouTube, sto andando in diretta anche su YouTube, pensavo che su YouTube c'erano persone più serie, invece è peggio. Ci sono tanti indemoniati anche su YouTube, ho dovuto togliere la chat
Ho dovuto togliere il rullo perché su YouTube ci sono persone indemoniate peggio di TikTok. Il demonio è ovunque. Mario Savastano, tutto a posto, Mario? Come se la va? Hai da schiattare come schiattano i pumarola. La vostra invidia mi ricarica, la vostra invidia mi fa gamba scendere. Godo con la vostra invidia, vedendovi soffrire per la mia immagine, mi fa veramente godere. Che bello, che bello, che bello. Grazie Mario, grazie di cuore Mario, ti voglio bene, grazie. Nato scema. Bollicoslav, per te, tutto per te. Vinto chess. Dark Dex, ma quando è il lavoro nel 2026? Ma questo è il lavoro del 2000. Se vuoi venire a lavorare con me, io ti pago bene, così ti sentirai un po' più uomo, visto che stai attraversando un periodo nero della tua vita, io ti posso essere di aiuto, carissimo Dark Dex. Chi ti ha chiesto niente? Chi ti ha chiesto niente? Gay? Guarda che a me mi piacciono le donne, amo le donne, mi piace la ciaccarella. A te ti piacciono gli uomini, ma non a me piacciono le donne, non potremmo fare niente. Mi dispiace, tanto rispetto per tutti i gay, vi voglio bene voi gay, per carità, ma a me piace la ciaccarella. Ehi? A me piace la ciaccarella, va bene? Vuoi anche tu il regalo, Dark? Se vuoi anche tu il regalo te lo do. Eccolo qua. Ciao. A me gay. Oh, non ce la faccio più. Ma come si fa? Ma o caldo fa questi scherzi? Oh, non ho parole, non ho parole. Non ho parole, povero mondo, stiamo alla fine. Ragazzi, tap tap e condivisione, grazie, grazie, grazie di cuore. Luciana Di Marzo, buon pomeriggio.
Di Marzo, sei della zona, Luciana? I Di Marzo stanno qua nella mia zona. Frattamaggiore, bellissimo, Frattamaggiore, sì. O paese di Insigno, Lorenzo Insigno. Allora, Monsignore Alberti Santone, lei si interessa anche di fatture con IVA? Anche, infatti, se tu chiedi a tua sorella ne sa qualcosa di IVA e di fatture, queste cose qua. Monsignore, tutto per te. Ai ai ai. Ai ai ai. Che bello, che bello, che bello vedere le persone invidiose di me. Che bello, che bello. Mamma mia, mi fate godere. Pordenone, più mia zia aveva una cassetta con oro e tu gli avevi detto che questo oro si deve buttare nel mare. Io faccio tutto l'oro in do mare, ma tu pensa la capa. Povero scemo, scema. Faccio tutta l'oro in do mare, mo pigliavi l'oro, ne scemo, mi facevo iettare l'oro, mo pigliavi. Aspetta, il regalo pure per te, eccolo qua. Ciao! No, no, una volta si diceva, Annalisa, mo si dice un'altra cosa, mo si dice meglio invidie che malattie. Invidia a me e malattia a loro. Impara di questo linguaggio. Invidia a me, malattia a loro. Meglio invidia che malattie. Una volta si diceva meglio invidia che pietà, ma la pietà non fa più niente a nessuno. Invidia a me, malattia a loro. Invidia a me, malattia a loro. Invidia a me, malattia a loro. Tutto qua. La mia presenza, la mia immagine fa rabbia alle persone. Non ho capito perché. Non ho capito il motivo perché faccio rabbia alla gente, perché sono invidiosi di me. Non ho capito perché. Vorrei tanto capirlo, veramente vorrei tanto capirlo. Perché siete invidiosi di me? Voi lo sapete che hai detto sangue tutti quanti come ha detto sangue, no? Lo sapete che tutti dovete morire come devo morire io prima o poi? Quindi voi lo sapete che prima o poi tutti facciamo la stessa fine? E a che serve essere cattivi? A che serve scagliarsi contro un nostro simile? Me lo sapete dire? Rita Capaldi, buon pomeriggio. Me lo sapete dire? E allora, è come dico io, siete indemoniati. Il diavolo si è rubato l'anima e non lo sapete, non vi rendete conto. Tutti dobbiamo andare là, tutti, Rita, ma non lo vogliono capire, non lo vogliono capire. Loro pensano di essere viventi per sempre, immortali. Non hanno capito che si è tu sangue a un momento nato. E ne vediamo in giro quando ne muoiono improvviso, tutti infarto e cancro, infarto e cancro.
Quindi non vi rendete conto che è bello e buono, carita in terra e ghettato sangue. Quindi fate i bravi, fate i bravi, che a ghetto sangue non ci vuole niente, fate i bravi. Voi cattivi morirete prima, perché morite dannati, morite arrabbiati, con l'invidia dentro, dannati morirete. Quindi morirete molto prima perché i nervi vi mangiano e facite a botte. Credetemi che è così. Allora, abbiamo trascorso già un'oretta insieme tutti quanti. Messo, quando finisce la live io ci voglio parlare in privato se posso. Per un consulto bisogna fissare appuntamento in privato, Maria Graziella. Se poi devi chiedere informazioni è diverso, puoi chiamarmi. John Jones, te goast, lunga vita al Santore di Re. Grazie. Grazie di cuore, tanta buona salute anche a te. Maria Graziella, se vuoi chiedermi informazione subito dopo la live, appena finisco mi chiami. Non per consulti però, perché non faccio consulti gratis. Ti avviso. Andate a leggere l'oroscopo di questa giornata che trovate nei miei video di TikTok. Quello che mi chiedi, quello che tu mi chiedi, avrai risposte. Noi leggiamo le carte, quello che le carte mi dicono io quello ti dico a te. Tutto qua. Per consulti in privato dovete fissare un appuntamento su WhatsApp. Costo consulto 50 euro. Consulto completo, senza limiti di tempo.
Uè, ciao Gianni Falco, buon pomeriggio a te, Johnny. Bene, bene, bene ragazzi, abbiamo trascorso più di un'ora insieme, è arrivato il momento di salutarci, io regalo un'ora al giorno, non più di tanto, tanto non ho da vendere niente a nessuno, le mie live sono a scopo informativo. Johnny Falchi, ti voglio bene, sto benissimo, quando ti vedo mi dai una vibrazione positiva. Grazie Johnny Falco, tanta luce su di te e la tua famiglia. Io vi saluto a tutti, chi vuole parlare con me da questo momento in poi mi trovate nel privato per consulenza privatamente nella massima riservatezza. Un abbraccio di luce a tutti, la mia più cordiale buona serata a tutti. Ciao ciao.